Svolta nell'inchiesta sui 2 incendi che hanno distrutto il bar tabaccheria di via Girotto nel quartiere Ospedaletto di Vicenza. Questa mattina la squadra mobile della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, diretto dal questore Marco Calì, e il supporto della Guardia di Finanza, ha eseguito 5 arresti. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal GIP di Vicenza. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. L'inchiesta nasce dal primo rogo avvenuto il 26 marzo di un anno fa. Fin dall'inizio la polizia aveva notato un particolare ritenuto decisivo: nessun segno di effrazione agli accessi del locale. Poi, dopo il sequestro dell'immobile, l'11 novembre scorso era stata denunciata la violazione dei sigilli e nella notte tra il 27 e 28 gennaio un secondo incendio aveva nuovamente devastato gli stessi locali. Secondo la ricostruzione della procura, il gestore del bar e la nipote, intestatari formali dell'attività, si sarebbero rivolti a 3 complici calabresi di Reggio Calabria per appiccare le fiamme. L'obiettivo sarebbe stato quello di ottenere gli indennizzi assicurativi e, dopo il primo incendio, eliminare le tracce utili alla polizia. Determinanti si sono rivelati i tabulati telefonici e l'analisi delle celle. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei presunti esecutori materiali. Per il primo incendio sono partiti dalla Lamezia Terme in aereo fino a Milano Malpensa, raggiungendo poi Vicenza in auto nelle ore precedenti al rogo e rientrando subito dopo in Calabria. Per il secondo episodio, invece, il viaggio era avvenuto interamente in macchina. L'obiettivo degli indagati era quello di trasformare 2 incendi dolosi in un lucroso risarcimento assicurativo.